Alleluia, Dio vi benedica tutti, siate benvenuti alla casa del Signore. Il Signore ci benedice con la sua presenza e noi siamo qui per adorarlo, amen. Siamo qui per ascoltare la sua parola. È bello sapere che il Signore ci parla ed è bello sapere che il Signore è interessato alla nostra vita. Questo è bello perché se Dio non fosse interessato a noi, la Bibbia ci insegna che l'uomo era spacciato, l'uomo era condannato, ma Dio si è mostrato così amorevole nei confronti dell'uomo che dice in Giovanni capitolo 3 versetto 16 che amò così tanto il mondo che ha dato il suo unico figlio a morire in una croce per noi, e noi lo ringraziamo per il suo amore. Vi do il benvenuto a tutti quanti. Vorrei dare il benvenuto ai nostri prima volta che venite, vero? Voi? Lei, tu David, sì, la domenica scorsa eri qui, lei la prima volta. Benvenuti, siate benvenuti. Gloria a Dio. Apriamo le nostre Bibbie, meditiamo un po' nella parola del Signore. Gloria a Gesù. Romani capitolo 8, leggiamo dal versetto 1 al 17. Romani capitolo 8 versetto 1 al 17. Quando lo avete trovato mi date un amen. Amen. La parola del Signore la leggiamo così come è scritta nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e dice: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato. E a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo secondo, che a noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne, ciò che desidera la carne è morte, mentre ciò che brama o desidera lo Spirito è vita e pace. Infatti ciò che desidera la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa della giustificazione, se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
Amen. Versetto 12. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Amen. Signore, grazie ti diamo nel nome di Gesù. Grazie per queste parole, Signore. Signore, aiutaci questa mattina a riflettere e a meditare nella tua parola. Signore, aiutaci a capire l'importanza, Signore, della tua parola nella nostra vita. Perché la tua parola, Signore, viene a insegnarci. La tua parola viene a istruirci. La tua parola, Signore, viene per edificare, per consolare, per ammonire quando è necessario. Ma la tua parola, Signore, che è potente, la tua parola che è così viva, Signore, più tagliente di una spada di doppio filo, penetra fino alle parti più interne del nostro essere e ha il potere e la capacità di trasformare la nostra vita, di lavarci e di purificarci, perché la tua parola ci lava e ci purifica. Grazie, Signore, questa mattina parlaci, daici una parola, Signore, e aiutaci a mettere in pratica ciò che ascolteremo, Signore. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen. Alleluia. Potete accomodarvi. Un cristiano determinato, questo è il titolo sul quale mediteremo quest'oggi. Un cristiano determinato, e questa è già la terza e ultima parte di questa serie. Abbiamo visto alcuni punti importanti riguardo al cristiano determinato. L'Apostolo Paolo dice che la nostra vita cristiana è come la corsa di un atleta, che ha un inizio e ha una fine. E l'Apostolo Paolo dice: io corro verso la meta. L'Apostolo Paolo dice: io proseguo nel cammino e corro verso la meta, dimenticando tutto quello che è rimasto indietro, perché nessuno può voltarsi indietro, nessuno può stare a guardare le cose del passato. È una cosa che il Signore l'ha sempre proibita, ha sempre chiesto al suo popolo di non ricordare più il passato. E se noi dobbiamo ricordare il nostro passato, lo dobbiamo solo ricordare per poter testimoniare delle cose che Dio ha fatto per noi. Soltanto per guardare la nostra condizione di prima e per vedere da dove il Signore ci liberò. Perché una cosa è certa, e l'ho detto tante volte, io sono giovane ma ho avuto problemi con l'alcol. Io cominciai a bere a 12 anni. Quando sono arrivato in Italia ero cristiano, ma ho attraversato un periodo un po' difficile dove mi sono un po' sviato e
Ho fatto un incidente una volta in moto, la moto è rimasta completamente distrutta e io non mi sono fatto niente. Nulla di nulla. Mi sono sbucciato 2 o 3 dita qua, ancora si vedono i segni che mi sono rimasti come ricordo, perché il Signore quando ci salva ci lascia sempre un ricordo. Io non capivo il perché sopravvivere a un incidente del genere, vedere la propria moto dopo l'incidente, il giorno dopo, i giorni seguenti, e vedere che non sono morto in quell'incidente, io non lo capivo, ora lo capisco. C'era un disegno, c'era un proposito in Dio. Dio mi aveva già segnalato per fare una cosa della quale io non sapevo. E ora che sono pastore lo capisco. Ma dove saremmo noi? Non solo io, tutti noi. Dove saremmo se il Signore non ci avessi salvato? Perché io l'incidente non l'ho fatto perché stavo andando correttamente, ero ubriaco. E se il Signore non viene a liberarci da queste catene, nessun altro lo farà. Perché questo atteggiamento di bere, di fumare o di fare qualsiasi attività carnale è una cosa propria della carne, perché la Bibbia dice che l'uomo è carnale, che l'uomo ha una natura peccatrice, che lo spinge a peccare. L'Apostolo Paolo disse, lo abbiamo letto, dove dice che il desiderio della carne è la morte. E poi continua e dice che il desiderio della carne è inimicizia contro Dio. Questo è ciò che desidera la carne. E cos'è la carne? La carne, così come la descrive la Bibbia, la carne non è tanto il nostro corpo fisico, che è fatto di carne. Quando la Bibbia parla di carne si riferisce all'anima. Noi esseri umani siamo stati creati, dice la Bibbia, anima, corpo e spirito. Quello che noi siamo non è tanto il corpo. Il corpo è un strumento che abbiamo ricevuto da parte del Signore per poter comunicare con tutto quello che è materiale, ma quello che noi siamo in realtà risiede nell'anima. Nella nostra anima ci sono i pensieri, nella nostra anima ci sono i sentimenti, nella nostra anima ci sono i desideri. E quando un essere umano muore, il suo corpo si porta al cimitero, si fa cremare, il suo corpo ritorna a ciò che era, polvere. Perché sei polvere, dice il Signore, e alla polvere ritornerai. Ma l'anima non può morire. L'anima non può morire. Quando una persona muore in questo mondo, quando una persona chiude i suoi occhi e fa l'ultimo respiro, se quella persona non ha Cristo nel cuore, in quel preciso momento, appena fa l'ultimo sospiro, si dice? O respiro? Sospiro. Appena fa l'ultimo sospiro è già dall'altra parte. Si ritrova già dall'altra parte. Ma dove? Se muore senza Dio, se ne va senza Cristo, si ritrova nelle fiamme dell'inferno. Così dice la Bibbia. Ma se uno invece decide di dare la propria vita a Gesù, se uno decide di ricevere Gesù, se uno decide di accettare Gesù come Salvatore, perché Gesù per questo è venuto sulla terra, per salvare l'umanità che era condannata a passare un'eternità nelle fiamme eterne. L'uomo che decide di ricevere Gesù, quando muore, il suo corpo uguale rimane qui,
ma la sua anima, invece di andare da un'altra parte, entra in uno stato di riposo. La Bibbia parla, dice di una persona che muore in un senso di dormire, in attesa della resurrezione, il giorno del rapimento della Chiesa. Un cristiano che muore entra in uno stato di riposo, uno che non è cristiano muore e va direttamente all'inferno. Così dice la Bibbia. Ma c'è una soluzione per non andare di là, e la soluzione è Gesù. Gesù è venuto per questo. Ora, quest'anima, la nostra anima, è un'anima che desidera peccare. Così dice la Bibbia. È un'anima che desidera peccare. In essenza noi, quello che noi siamo, cioè l'anima, desidera peccare. Dice Paolo, la carne desidera la morte, la carne desidera l'inimicizia contro Dio, e questa è la nostra anima. Ma per questo motivo Dio ha messo nell'uomo lo spirito, e non è lo Spirito Santo, è lo spirito umano. L'essere umano ha uno spirito, così Dio creò l'uomo, anima, corpo e spirito. Ma per causa del peccato nel giardino dell'Eden, quando l'uomo peccò, ciò che è morto, la parte che è morta nell'uomo immediatamente è stato il suo spirito. Tanto che quando Gesù parla dell'umanità, parla di morti. Gesù quando parla degli uomini si espressa su di loro come dei morti viventi, morti nello spirito, anche se sono vivi nel corpo fisico, però nello spirito sono morti. L'umanità senza Dio è un'umanità morta spiritualmente. Uno disse a Gesù: lasciami seguirti, ma prima voglio andare a seppellire mio padre. Lasciami seppellirlo, poi verrò e ti seguirò. Gesù disse: no, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Sta dando dei morti ai vivi. Ciò che Gesù sta dicendo è che l'uomo è morto spiritualmente, e quando un uomo è morto spiritualmente non può desiderare le cose spirituali e non può desiderare le cose di Dio. Un uomo che non ha lo spirito, un uomo morto spiritualmente, l'unica cosa che desidera è peccare, peccato. Un uomo che è morto spiritualmente non vorrà mai seguire le cose del Signore, mai, perché la sua carne non lo vuole. La sua carne o la sua anima vuole peccare. La sua anima o la sua carne desidera la comodità. E nel Signore la vita in Cristo non è una vita comoda, non lo è. Quando uno decide di seguire Dio, la vita propria, la vita di ogni cristiano diventa una vita un po' complicata, un po' difficile. Ma deve essere così, perché stiamo lottando per la nostra salvezza. Stiamo lottando perché vogliamo andare a vivere un'eternità con Dio. Questo è il premio che il Signore darà ad ogni valente, ad ogni coraggioso, la vita eterna con Lui. Non sono caramelle che Lui ci darà alla fine, ci salverà l'anima. E non può essere una vita comoda e poi pretendere di andare con il Signore. No, bisogna lottare. Paolo dice: io, maltratto il mio corpo fino a renderlo schiavo. L'Apostolo Paolo ci insegna molto su questo tema, e che bisogna capirlo e bisogna meditarlo bene. Ma lui parla tanto di questo tema, della carne, della morte, della vita. Ora, la nostra carne o l'anima ci allontana dal Signore. In questa terza e ultima parte di un cristiano determinato vorrei parlare appunto della carne.
perché la carne ci allontana dal Signore. La carne ci allontana dalla comunione con Dio e ci allontana da avere intimità con il Signore. La carne ci allontana. E se noi non stiamo attenti, ci ritroveremo a dare ascolto, a dare retta ai desideri della nostra anima, desideri di peccare, e non vorremmo fare le cose che Dio vuole che noi facciamo. E se noi camminiamo secondo la carne e non secondo lo Spirito, che cosa potremo dire? Quando Gesù verrà a prendere la Chiesa, se ci trova vivendo o camminando secondo la carne, ci prenderà? Non ci prende. La Bibbia ci insegna che Gesù viene a prendere la sua Chiesa nel giorno del rapimento, nel giorno in cui Lui verrà a rapire quelli che si sono decisi per Lui, ma quelli che stanno vivendo per Lui, quelli che vivono una vita sacrificata e anche una vita di sofferenza se è necessario, perché a volte ci tocca soffrire e non possiamo farne a meno. La sofferenza fa parte di questo cammino cristiano, fa parte. Quando si sbaglia si paga, non c'è niente da fare. Giovedì giravo con mia moglie, siamo andati a fare l'iscrizione di nostro figlio a scuola. Quando io ho visto i vigili mi sono ricordato che non avevo fatto la revisione della macchina. Mi sono ricordato. E io ho detto, mi sono ricordato, è giusto, la sera prima, e Vladimir è testimone, ho detto a Vladimir, conosci qualcuno che ti conosca per andare a fare la revisione della macchina? O no, te l'ho chiesto? Te l'ho chiesto, no? Mercoledì. Il giorno dopo, girando, vedo la polizia, io sapevo che dovevo fare la revisione. Mi era scaduta. Ho pensato e ho detto, al ritorno non torno, di cui me ne vado da un'altra via, così non mi fermano, mi risparmio una multa. Inizialmente lo stavo facendo, dopo che ho finito la scuola sto andando dall'altra parte per cambiare direzione, ma poi mia moglie mi ricorda che dovevo andare a vedere per un certificato sempre per il bambino. Mentre facciamo il certificato delle vaccinazioni, tutte queste cose, finisco, al ritorno mi dimentico che dovevo fare un'altra strada e sono passato, puntualmente i vigili mi hanno fermato e mi hanno fatto il verbale di 118 euro. Mi sono arrabbiato per questo? No. Mi sono dispiaciuto per questo? No. Perché se uno trasgredisce la legge paga. È sempre stato così. Perché non me la prendo? Perché non mi arrabbio? Perché non è colpa del vigile, è colpa mia. Se io trasgredisco la legge, devo pagare. Se uno trasgredisce la legge di Dio, deve pagare. È così. Il cristiano deve camminare rettamente in integrità, se no dovrà pagare. Sicuro, chi sbaglia paga. È così. Non si può fare diversamente. È così. Abbiamo visto l'Apostolo Paolo parlando della carne e mostrandoci quali sono i desideri della carne. Prima di continuare con la carne, volevo fare un esempio molto pratico per poterlo capire meglio di come siamo fatti noi esseri umani. Ho preso un CD a caso di quelli che avevo lassù. Se io do a ognuno di voi un CD, che sia CD, che sia DVD, non ve lo voglio dare, sto facendo un esempio. Qualcuno già sta dicendo, che film è? No, è un software, è un programma di computer. Ma se io vi do un CD o un DVD o un disco, di che cosa avete bisogno voi per sapere
che cosa c'è qui dentro. Di che cosa avete bisogno? Io lo posso dare a tutti, ma chi riuscirà a guardare o a sapere che cosa c'è qui dentro? Cosa ci vuole? Un lettore. Un lettore. Che un altro nome che gli viene dato al lettore è un riproduttore. Si chiama anche lettore, ma è un riproduttore. Perché? Perché riproduce ciò che c'è qui. Dentro di noi abbiamo anima che è invisibile e spirito che è invisibile. Questa anima e questo spirito che c'è dentro di noi, l'anima e lo spirito, la Bibbia dice che abbiamo due nature, una natura carnale e una spirituale. Abbiamo due nature dentro di noi che non si vedono, sono invisibili. Sia l'anima che lo spirito sono invisibili. Come fanno a farsi notare, a farsi vedere, a manifestarsi? Come fanno? L'anima o lo spirito sono come questo CD. Hanno bisogno di un riproduttore per mostrare che cosa c'è. Cos'è il nostro riproduttore? Il corpo. È il corpo. Così come questo CD ha bisogno di un riproduttore per far vedere cosa c'è, anche la nostra anima o il nostro spirito hanno bisogno di un riproduttore per farsi notare, per farsi vedere, per manifestarsi a quello che è materiale, perché loro sono invisibili, sono come in uno stato spirituale e tutto ciò che è spirituale non si vede. Il riproduttore dell'anima, il riproduttore dello spirito è il corpo, il nostro corpo. Il nostro corpo ci serve soltanto per manifestare ciò che sta governando la nostra vita, la carne o lo spirito. Volete capire in una persona chi sta governando la sua vita, la carne o lo spirito? Guardate il suo comportamento, perché ciò che il corpo fa, ciò che il corpo mostra, come si cammina, come si parla, che cosa ascoltano, come si vestono, come si presentano fisicamente con gli altri, come si espressano. Ciò che il corpo fa mostra o mette in mostra chi sta governando la mia vita, se la sta governando la carne o se la sta governando lo spirito. Ho detto prima che lo spirito dell'uomo, dopo che l'uomo ha peccato, lo spirito è morto. Perciò Gesù parla dell'umanità come uomini morti spiritualmente, ma quando Gesù viene a morire sulla croce per donarci salvezza, Gesù viene anche a restituirci lo stato originale dell'uomo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi riceviamo Cristo come nostro Salvatore e decidiamo di abbandonare la nostra vecchia vita, decidiamo di abbandonare il mondo e seguiamo Lui, cominciamo a seguire i Suoi passi, il Signore ci ridà lo spirito umano che era morto e lo rimette qui, gli dà vita e ricomincia a vivere. Dopo che abbiamo ricevuto Gesù, il nostro spirito umano riprende a vivere.
Perché lo Spirito Santo non può venire a dimorare dentro di noi se lo spirito umano non è vivo. Perché dov'è che lo Spirito Santo di Dio viene ad alloggiarsi? Dove? Nello spirito umano. È nello spirito. Se noi vogliamo un rapporto con Dio, se noi vogliamo comunicare con Dio, è necessario che il nostro spirito umano sia vivo, perché se il nostro spirito umano è morto, noi non possiamo comunicare con Dio. Perché noi comunichiamo con Dio attraverso la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo. Noi non comunichiamo col Padre, noi comunichiamo con lo Spirito Santo perché è dentro di noi. Ed è Lui che ci collega al Padre. Paolo in 1 Corinzi capitolo 6, 1 Corinzi capitolo 6, versetto 19 e 20, guardate che cosa dice Paolo. L'avete trovato? Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. Se noi abbiamo lo Spirito Santo, se noi siamo cristiani, fratelli, noi non ci apparteniamo più. Perciò non possiamo fare quello che vogliamo. Se lo Spirito Santo è veramente in noi non possiamo fare quello che vogliamo. Quindi non appartenete a voi stessi, 20, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Glorificate Dio nel vostro corpo. E come si può glorificare Dio con il nostro corpo? Il nostro corpo, dicevo, che è il riproduttore di ciò che noi siamo. Questo corpo ci serve soltanto, il corpo nostro fisico, carnale, che noi abbiamo fatto di carne, ci serve solo finché siamo sulla terra, soltanto finché siamo in questo mondo. Dopodiché questo corpo non serve più. Dice l'Apostolo Paolo che nel momento del rapimento della Chiesa questo corpo sarà trasformato perché non serve questo corpo. Deve essere trasformato in un corpo spirituale. Ma noi glorifichiamo il Signore con tutto ciò che facciamo con questo corpo. Tutto quello che facciamo con questo corpo deve glorificare il Signore. Perciò è importante il nostro comportamento. È importante ciò che i nostri occhi guardano. È importante stare attenti a ciò che le nostre orecchie ascoltano. È importante stare attenti come camminiamo, dove andiamo, quali luoghi frequentiamo, con quali amici stiamo insieme. È importante capire ogni cosa, come mi vesto. La vestimenta è così importante che a volte il cristiano non ci pensa, ma anche il modo di vestire è importante. Perché a volte l'uomo cade nell'errore della moda, perché quello è un errore. Se questo è il vestito di questo state, io lo voglio comprare. Un cristiano non segue mode.
le scarpe dell'anno. Uno deve essere e cercare di vivere la propria vita, non dico in miseria o disgrazia, ma nel modo più umile possibile. Non dobbiamo riflettere apparenza verso gli altri, perché questo il Signore non lo gradisce. Se io riesco a mettermi un abito costoso, gloria al Signore, ma lo metto perché ho la possibilità di usarlo, me lo posso comprare, me lo posso permettere, ma lo metto non per farmi vedere. Ma quando io mi compro un capo firmato per far vedere agli altri che io ho un capo firmato addosso, quello è peccato. È peccato. Tutto quello che io metto perché gli altri vedano è peccato. Dobbiamo cercare di vivere il più umilmente possibile per gradire il Signore. Torniamo a Paolo nei Romani capitolo 8, perché qui dobbiamo vedere un paio di cose. Romani 8 dall'1 in poi. Questa è stata la lettura iniziale. Romani 8 dice l'Apostolo Paolo nel versetto 1: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Fermiamoci qua. Per quelli che sono in Cristo Gesù non c'è più nessuna condanna. Nessuna condanna. Ma quelli che sono in Cristo Gesù non sono quelli che una volta hanno detto se qualcuno vuole ricevere Cristo alzi la mano, sì, io. E tutti abbiamo ricevuto Cristo. Questo l'abbiamo fatto più o meno tutti. Ma quelli che stanno in Cristo Gesù non sono quelli che hanno alzato la mano. Sono quelli che dopodiché hanno cominciato a vivere per Lui. Perché se io ho alzato la mano un giorno e ho ricevuto Cristo, ma dopo ho cominciato a vivere come volevo io, la mia conversione non è stata genuina. E alzare la mano non è servito a niente. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo, quelli che vivono in Cristo. Il versetto 4, vediamo che cosa ci dice: affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Allora per chi non c'è condanna? Per chi è che non c'è condanna? Per quelli che camminano secondo lo Spirito, per loro non c'è condanna. Questo deve essere chiaro, questo deve essere molto chiaro. Aver ricevuto Cristo, aver fatto una preghiera di fede, aver alzato la mano non dà nessuna garanzia di salvezza. La garanzia la troviamo nel vivere per il Signore, perché ci sono tanti cristiani che un giorno alzarono la mano e non andranno con il Signore, e ci sono tanti cristiani che non hanno mai alzato la mano, però andranno con il Signore, perché lo hanno ricevuto davvero nel cuore, e anche se non hanno mai avuto la possibilità di alzare la mano o fare una preghiera con un ministro, hanno cominciato a vivere per Dio, per il Signore. Sono importanti entrambe le cose. La confessione di fede è importante perché non la possiamo annullare, ma non basta. Dopodiché bisogna vivere quella confessione di fede. Versetto 5
Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne. Pensano alle cose della carne. In questo ministero è chiaro, si sa, l'ho già detto tante volte, che il primo sabato del mese, che cosa facciamo? Digiuno. Quanti avete digiunato ieri? Quanti non avete digiunato ieri? Perché non lo sapevamo? Io l'ho sempre annunciato. Il primo sabato del mese è un sabato di digiuno. Ovvio che non è un obbligo, perché non si può obbligare la gente a digiunare, non si fa. Alcuni pastori obbligano, ma io non sono di quel parere, perché tutto deve essere per amore e volontario. Ma non è quello il punto. Il punto è che chi è che governa la mia vita? Perché se lo Spirito governa la mia vita, allora io non solo lo farò, ma lo desidererò il digiuno. Perché lo Spirito desidera le cose spirituali. La carne no. La carne desidera tutto quello che è contrario allo spirituale. Digiuniamo, la carne dice no, perché devi digiunare? Stai così bene quando mangi. E tutti stiamo bene quando mangiamo. Però è un modo che noi usiamo anche per sottomettere, per uccidere, perché l'obiettivo è quello, uccidere la carne. Noi, l'unica cosa che ci è consentito di uccidere è la carne. Dopodiché basta, non pensate a uccidere la moglie e il marito, perché quello non è consentito, è peccato. Ma la nostra carne sì, la nostra carne deve essere uccisa. Dice la scrittura, deve morire. Deve morire. Quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che desidera la carne è morte. Ciò che desidera la carne è morte. Vuol dire che dentro di noi c'è un essere che vuole morire. Ma non è la morte quella di cui stavo dicendo che dobbiamo uccidere la carne, ma quella è un'altra cosa che noi la dobbiamo uccidere. La morte che la carne desidera è la morte spirituale. La morte che la carne desidera è la morte eterna. La nostra carne, l'anima, desidera peccare e il salario del peccato è la morte. Il salario del peccato è la morte. E questo vuole la carne, vuole questa morte, vuole peccare. Mentre ciò che desidera lo Spirito è vita e pace. Infatti ciò che desidera la carne è inimicizia contro Dio. Inimicizia contro Dio. Ciò che desidera la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo.
Versetto 8. Quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. C'è un altro versetto simile a questo, dove si dice che non si può compiacere a Dio. In quale modo? Dice Ebrei 11, vi aiuto: senza fede è impossibile piacere a Dio. Perché è la stessa cosa. Quando ho insegnato, ho parlato di fede, ho detto che una persona, se non alimenta il suo spirito, non può aver fede. In pratica sono le stesse cose. Sono le stesse cose. Una persona che non ha fede non può piacere a Dio, perché una persona che non ha fede è una persona che cammina secondo la carne. Quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Versetto 9. Voi però non siete nella carne ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. Egli non appartiene a Lui. Il versetto 16. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Spirito insieme a spirito. Se il nostro spirito umano non c'è, se il nostro spirito umano è morto, lo Spirito Santo non può essere dentro di noi. Non può. Lo Spirito Santo non può entrare in una persona che non ha ricevuto vita spirituale, perché non c'è nessun collegamento. Non riescono a connettersi. Perché l'unico modo per collegare con Dio, l'unico modo per connettersi con Dio è tramite spirito e spirito. Diversamente non si può. Per questo il Signore disse che dopo il sacrificio di Cristo sulla croce, noi non avremo più avuto bisogno di un sacerdote per poter venire da Dio. Il popolo di Israele, quando doveva comunicare con Dio, che cosa faceva? Da chi andava? Dal sacerdote, perché loro non potevano accedere direttamente al Padre. Ma quando Dio muore, nel Tempio c'era un telo così, un manto, un telo nell'altare, e quel telo si squarciò, si aprì nel Tempio, che voleva dire una cosa, che da quel momento in poi si apriva una strada, si apriva una via, dove il sacerdote non sarebbe stato più necessario, non c'era più bisogno di andare dal sacerdote, si apriva direttamente un accesso a Dio, perché lì dove accade quello, nel luogo santissimo, lì c'era la presenza di Dio, e soltanto i sacerdoti, o meglio il sommo sacerdote, soltanto lui una volta l'anno poteva entrare in quel posto dove c'era la presenza di Dio. Ma quel telo si aprì come segno che col sacrificio di Cristo tutti possiamo accedere al Padre, grazie al sacrificio di Cristo. Ma come abbiamo accesso? Com'è che noi riusciamo a comunicare col Padre? Ci riusciamo perché nel momento in cui noi riceviamo Cristo, il nostro spirito che era morto, lo spirito umano,
riceve vita. Riceve vita. Il nostro spirito riprende a vivere. E quando il nostro spirito riprende a vivere, entra lo Spirito Santo in quel momento ed entra ad abitare. E da quel momento in poi lo Spirito Santo insieme al nostro spirito cominceranno a manifestare, cominceranno ad attestare, cominceranno a far vedere che quella persona è un figlio di Dio. Ma se io vedo una persona e il suo atteggiamento non mi dice che è un figlio di Dio, sarà che è figlio di Dio? Perché essere figli di Dio non consiste nel credere che sono figlio di Dio soltanto, non consiste nel fatto che io dico che sono figlio di Dio, no. Essere figlio di Dio va manifestato, va dimostrato con il nostro atteggiamento, con le nostre azioni, con il nostro comportamento, perché la Bibbia è chiara quando dice che quando lo Spirito Santo entra in noi, comincia, dice l'Apostolo Paolo, Galati capitolo 5 versetto 26, comincia a manifestare il frutto dello Spirito, il frutto dello Spirito. E se lo Spirito Santo di Dio è dentro di noi, comincerà a manifestare sì o sì questo frutto dello Spirito. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Che cosa sta manifestando il nostro corpo? Che cosa sta facendo vedere il nostro corpo? È chiaro il tema della carne, è molto chiaro quando la Bibbia ci insegna che la nostra carne o la nostra anima non vuole sapere di Dio. Lo spirito sì, ma la carne no. Per questo motivo è necessario che il nostro spirito venga a governare la nostra vita. È necessario che lo spirito venga a governare e che la carne venga sottomessa, perché la Bibbia dice di due nature che noi abbiamo. E una di queste due nature deve forzosamente governare la nostra vita. E se lo Spirito governa la nostra vita, stiamo bene. Ma se lo Spirito Santo non sta governando la nostra vita, allora vuol dire che automaticamente la sta governando la carne. Perché uno dei due deve forzosamente governare la vita di una persona. Chi governa la nostra vita? Chi è che la sta governando? La carne o lo spirito? Cos'è che desideriamo? Cos'è che vogliamo fare? Perché i nostri desideri parlano di chi governa la nostra vita. Quello che vogliamo fare, quello che ci attira, parlando da un punto di vista cristiano, quello che un cristiano desidera, quei desideri parlano di chi governa la sua vita. Se vogliamo essere a posto con il Signore, dobbiamo fare in modo di camminare secondo lo Spirito e di non camminare secondo la carne. Questa carne che non ci darà niente di buono è necessario che venga uccisa, è necessario che venga sottomessa. Come si sottomette la carne? Si sottomette con una costante vita piena dello Spirito Santo,
Finché noi avremo una vita piena dello Spirito Santo, la carne non potrà mai manifestarsi, perché la carne automaticamente si sottomette allo Spirito. Si sottomette. Allora vuol dire che se vogliamo sottomettere, se vogliamo uccidere la nostra carne, allora noi dobbiamo fare in modo che lo Spirito governi la nostra vita. Come si può fare questo? Alimentando lo Spirito. Perché siamo noi che lo dobbiamo alimentare. Se noi alimentiamo la carne, cresce la carne. Se noi alimentiamo lo Spirito, cresce lo Spirito. A volte chiediamo al Signore di darci una pienezza spirituale, stiamo lì a pregare: Signore, dammi, però noi viviamo come ne abbiamo il desiderio o la voglia. Si deve pregare per una pienezza spirituale, non sto dicendo di no, ma quando lo devo fare? Quando sto vivendo per Lui. Perché se io sto vivendo una vita disordinata e comincio a chiedere al Signore di darmi una pienezza spirituale, non arriverà mai. Mai. Perché Lui non si contraddice. Lui non può dare una pienezza spirituale a una persona che cammina carnalmente. Quando arriverà la pienezza spirituale? Quando la persona comincerà a camminare secondo lo Spirito. Lo Spirito di Dio viene a riempire lo spirito che c'è in ogni uomo, in ogni individuo. Ma se quell'uomo cammina carnalmente, lo Spirito non trova spazio. E non può una stessa persona essere carnale ed essere spirituale nello stesso momento, non può. Gesù diceva che un albero, l'avete letto sicuramente, non può dare un frutto buono e un frutto cattivo. Così ha detto Gesù. Un albero non può dare un frutto buono e un frutto cattivo. O lo dà buono o lo dà cattivo. Non può, diceva, da una stessa sorgente uscire acqua dolce e acqua amara. No. O esce amara o esce dolce. L'uomo o è carnale o è spirituale. Non può essere tutte e due le cose. Galati capitolo 6 versetto 16. Galati 6,16. Mettimi Efesini 6,16 perché non era lui. No. Ho scritto male il versetto. Dobbiamo, secondo la scrittura, vincere questa carne. E domenica scorsa ho dato un passo per cominciare ad uccidere questa carne, ed era parlare di Dio, parlare di Cristo, parlare di Gesù. È il primo passo fondamentale per poter vincere la carne. Parlare di Gesù. Testificare o testimoniare di Lui. Perché è fondamentale questo passo? Prima cantavamo come Mosè fu inviato, come diceva, così noi andremo nella città. Stiamo andando nella città? Ognuno ha l'obbligo di evangelizzare e la responsabilità, questo l'ho già detto e lo dirò sempre, anche se io evangelizzo, io esco, io sono sempre uscito e i pastori delle chiese lo fanno,
Ma la responsabilità dell'evangelizzazione non è del pastore davanti a Dio, è delle pecore. Ogni pecora ha la responsabilità davanti a Dio di evangelizzare, non il pastore. Il pastore si prende cura delle pecore una volta che arrivano nell'ovile. Il pastore lo fa e credo che tutti i pastori lo fanno, ma non è sua responsabilità, è responsabilità della Chiesa. Perciò quando ci presenteremo davanti a Dio, o quando voi vi presenterete davanti a Dio e Dio dirà: perché non hai evangelizzato? Non potrai mai dire: perché il pastore non è venuto e io non sono andato. Non si potrà mai dire, perché non è responsabilità del pastore, è responsabilità di pecora. Andare e parlare di Dio, andare e parlare di Dio. Perché non si fa? Non si fa perché la carne non vuole. Per questo non si fa. Perché lo spirito vuole, ma la carne no. Perciò il primo passo per vincere o per uccidere la carne è parlare di Cristo, e questo sarà il primo passo. Piano piano comincerà ad entrare in uno stato di agonia, non morirà subito, comincerà però a indebolirsi la carne, e piano piano, passo dopo passo, la carne morirà. Ma se non si seguono questi passi, la carne non muore, e a governare la nostra vita sarà sempre la carne. Prima Pietro 2,9. Prima Pietro 2,9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, popolo che Dio si è acquistato. E qui viene la ragione per la quale Dio si è acquistato questo popolo: perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Perché il Signore si acquistò la Chiesa? Perché la Chiesa andasse a proclamare di Dio, di Gesù. Ma se la Chiesa non lo fa, però siamo cristiani, però abbiamo ricevuto Cristo, però stiamo andando in cielo, ma se non evangelizza, non sta compiendo il vero proposito per il quale Dio si comprò una chiesa. Essere chiesa non vuol dire riunirsi la domenica, il mercoledì e il venerdì, che sono i nostri giorni di culto. Non vuol dire questo. Essere chiesa vuol dire fare le opere e seguire i comandamenti. Questo vuol dire essere chiesa. Perciò un primo passo è quello di evangelizzare, parlare del Signore. Secondo passo, ci sono 5, li dico velocemente perché il tempo se ne andò, il tempo se n'è andato. Secondo passo, e questa è l'ultima parte, non posso più riprenderla: rinnegando noi stessi. Secondo passo per vincere la carne: rinnegando noi stessi. E rinnegando noi stessi noi faremo morire la nostra carne. Romani 8,13, vi do 3 versetti in modo veloce. Romani 8,13 dice: perché se vivete secondo la carne voi morirete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, dice così, se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, allora voi vivrete.
Galati 5:24. Stiamo parlando di rinnegare noi stessi. Galati 5:24. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Quelli che sono di Cristo, quelli che sono di Cristo. La Chiesa è di Cristo? La Chiesa è di Cristo. Se siamo di Cristo, allora vuol dire che noi abbiamo crocifisso la nostra carne. Con le sue passioni e i suoi desideri. Questo è rinnegare, è un rinnegamento, perché ho insegnato in settimana che la tentazione arriva, perché noi cristiani abbiamo 3 nemici e uno di questi è la nostra carne, e quella ci attaccherà sempre, tutti i giorni. Come ci attaccherà? Mandandoci pensieri, mandandoci desideri di peccare. Voi pensate che ai cristiani non arriva il desiderio di peccare? Arriva, perché questo è un attacco, questa è una guerra, ma è lì dove noi dobbiamo resistere quel desiderio, dobbiamo contrastare quel desiderio, dobbiamo essere forti, e carnalmente noi non ce la facciamo a cacciar via o allontanare questi desideri, ma per quel motivo lo Spirito Santo è venuto ad abitare dentro di noi. Il nostro modo di combattere la carne è alimentando lo Spirito, perché sarà lo Spirito poi ad allontanare il desiderio carnale. Sarà più forte lo Spirito, ma se noi alimentiamo la carne arriva un desiderio di peccare e si pecca. Perché? Perché quella che era più forte in me non era lo Spirito, era la carne. Rinnegarci, dobbiamo rinnegare noi stessi. Colossesi 3:5. Colossesi 3:5. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno. Fate morire ciò che in voi è terreno. Fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia che è idolatria. Fate morire ogni desiderio terreno, ogni desiderio carnale. Fate morire. Un terzo passo per poter vincere la carne è ignorando i nostri desideri carnali. Romani capitolo 13 versetto 14. L'Apostolo Paolo dice: ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Non abbiate cura. Arriva un desiderio, non lo devo stare ad ascoltare. Arriva un desiderio, non devo stare lì a pensare a quel desiderio, lo devo ignorare. Non abbiate cura della carne per soddisfare i suoi desideri, i desideri della carne. Non dare retta alla carne. 4. Resistendo alla tentazione della carne, perché la carne tenta, come dicevo prima.
Però noi dobbiamo resistere. Giacomo capitolo 1 versetto 13 e 15. Giacomo 1, 13 al 15. Nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Ognuno è tentato dalla propria concupiscenza. La concupiscenza avviene qui, nella mente. È un attacco diretto dalla nostra carne. Ognuno è tentato da se stesso. Perciò ho detto molte volte che non possiamo neanche stare sempre a incolpare il diavolo, perché non sempre è il diavolo. Non sempre. Il diavolo qui, il diavolo là, e la colpa ce l'abbiamo noi. Ultimo passo per poter vincere la carne: con la preghiera e con il digiuno. Con la preghiera e con il digiuno. E questi ultimi due sono i più forti, perché questi ultimi due non sono soltanto passi a seguire per vincere la nostra carne. Questi ultimi due sono catalogati nella Bibbia come un'arma potente che noi abbiamo ricevuto da parte di Dio per poter combattere la carne, per poter combattere il peccato, per poter combattere i nostri nemici, il diavolo. Mettiamoci in piedi. Gloria a Gesù. Ringraziamo il nostro Signore per la sua parola. Così abbiamo finito di parlare del tema un cristiano determinato, perché un cristiano non può essere cristiano se non è determinato. Uno non può dire sono cristiano e basta. La mia determinazione parlerà di me, il mio atteggiamento, il mio comportamento parlerà di me, di chi sono io in realtà.